Brame e Capricci è il titolo di questa mia personale nella Galleria Dante Bus di Firenze. In Brame e Capricci, in questo titolo, voglio riassumere tutto quello che quando dipingo voglio trasmettere, ossia la libertà della donna. Il tema principale infatti è il corpo femminile, quindi busti, corsetti, pizzi. E quando dipingo in realtà non rappresento mai ciò che vedo, ma dipingo quello che sento. Quindi per me la mia è una pittura emozionale, dettata dalle emozioni e da quello che sento dentro. Freedom è un grido di libertà della donna, vittima tuttora di maltrattamenti e abusi in varie parti del mondo. Freedom è una donna prigioniera di un velo, in cui ancora oggi ne è vittima e che grida. Questo grido non si può far finta di non sentire. Freedom è un inno alla libertà della donna. Ho dedicato questa mostra alla potenza del desiderio. Le donne che rappresento, infatti, sono donne sensuali, donne piene di passione. Non rappresento mai una donna in particolare, ma ogni donna, perché ogni donna dentro di sé custodisce il desiderio. Il desiderio ha una grande potenza. La mia pittura è audace, erotica. È una donna che chiede rispetto, nonostante la sua prorompente sensualità. La mia pittura vuole essere provocatoria, rappresento dettagli delle forme della donna, proprio perché quello che voglio ottenere è una reazione da parte dello spettatore. Questa è la serie dei corsetti in cui mi sono divertita a giocare con un vedo o non vedo, con dei pizzi, dei lacci, delle ciocchette. Questa è proprio l'incarnazione della donna nella sua bellezza, rappresentata non solo attraverso l'aspetto fisico, ma in mille altri modi. In un mondo in cui la figura dell'uomo riveste ancora un ruolo dominante, Culmine vuole essere uno squarcio, una rivendicazione del piacere carnale della donna, quando lei lo vuole. Quando dipingo parto subito con il colore, che sia olio o acrilico. Non mi piace dipingere prima a matita, devo proprio seguire l'istinto di quel momento e l'ispirazione. Concludo con quest'ultima opera per ricordarsi di non dare mai importanza al giudizio degli altri e che bisogna sempre essere liberi di essere se stessi.